40 anni e non sentirli, continuando ogni giorno a garantire lavoro e ricchezza al territorio. Sono quelli raggiunti da 81 aziende artigiane di tutta la Marca e premiate sabato scorso alla Fornace dell'Innovazione da Confartigianato di Asolo e Montebelluna. Un riconoscimento non solo per la longevità di servizio. Queste nostre aziende vanno premiate soprattutto per la loro costanza, lungimiranza e forza e impegno per aver superato proprio questi momenti di difficoltà, per essere stati in trincea e noi con loro come associazioni a combattere tutti i giorni. Un riconoscimento che gli artigiani di Asolo e Montebelluna ripropongono a 5 anni di distanza dalla prima edizione. Il piacere che hanno avuto le aziende di essere coinvolte, l'abbiamo visto poi dopo nelle comunicazioni che loro inviano, nelle loro carte intestate, nelle fatture, lo mettono proprio come un sigillo di garanzia. Io sono un'azienda storica, ho più di 40 anni, sono qua non per fregarti ma per lavorare con te. Un fenomeno quello dell'artigianato di Marca e Veneto che è stato oggetto di studio addirittura dai giapponesi. Sì, d'accordo, si può studiare, ma per avere la formula Veneti bisogna essere veneti, con la nostra forza, la nostra caparbietà, che come dicevo prima, noi siamo stati sicuramente di polentoni, no? Però noi la polenta gialla l'abbiamo fatta diventare oro. 40 anni di manifatturiero, simbolo dell'economia di Marca, per dei conferimenti dove però la politica era assente. Noi siamo qua per portare la loro voce, anche se non è facile. Vediamo anche qua questa sera sono presenti i sindaci del territorio, ma manca la politica alta ed era stata invitata, abbiamo invitato tutti i parlamentari veneti. Sono quelle persone che quando è ora di raccogliere il voto hanno tutti il nonno che è stato artigiano, il padre che è stato artigiano, ma quando in questi momenti vogliamo anche portare le difficoltà, i nostri parlamentari veneti non ci sono. Un premio che vuole essere da stimolo anche per le nuove generazioni. Ho dato le mani a molta gente che aveva i calli ancora sulle mani, erano che un po' prostati dalla fatica, però quella è la forza, la differenza. No? Però ho visto anche c'erano di giovani, c'erano anche i nipoti, io spero che quello sia il futuro, che queste aziende di sicuro non moriranno mai.